Siamo con Pierfilippo Pavagnini della Lega Nord Padova. Ecco, questa sera lei ha partecipato all'incontro dei commercianti del centro storico e ha posto delle critiche all'amministrazione comunale attuali, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Sì, vede, la questione è molto semplice, almeno per i cittadini e per quei politici che hanno due occhi e che non sono dei polifemo. Questa sera si sono dette una serie di ovvietà che appunto questa amministrazione non considera e non recepisce. Il problema di questa città è che con una viabilità forsennata si sono disintegrati dei quartieri che prima erano normalmente deputati al commercio. Si faceva l'esempio prima di Via del Santo, ma si faceva l'esempio anche di tutte le vie collaterali e limitrofe. Pensiamo a Via San Francesco, pensiamo a Via Cesare Battisti, dove c'è stata una delle più grandi morie di attività commerciali. Questo perché? Perché con una visione forsennata di queste piste ciclabili, l'amministrazione ha ritenuto che andassero privilegiate queste a discapito del traffico veicolare, che era l'unica cosa che riusciva a portare la gente in centro. Ma questo non è un episodio isolato, è un episodio che riguarda tutto il centro storico di Padova. Si faceva anche l'esempio, lo facevo io stesso, della pedonalizzazione di Piazza Remitani. Prima la gente riusciva ad arrivare in centro e magari aveva questa come valvola di sfogo. Adesso, che è stata chiusa con una nota a sbarra, la gente fa ancora più fatica ad arrivare in centro. Quando si accorgerà questa amministrazione che questa politica è assolutamente sbagliata, probabilmente sarà troppo tardi, visto che sono imminenti le elezioni e speriamo che i cittadini mandino a casa per irresponsabilità questa amministrazione.